In estate non ci avrebbe scommesso nessuno, eppure i risultati di questo avvio di campionato parlano chiaro. La sfida di stasera non è un testacoda, ma un big match. Gli uomini di Milella sono in cerca dell'aggancio in vetta. I campani vogliono rimanere a punteggio pieno. Dal Pala Schweitzer di Mantova. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Sabia Testa Mantova Feldi Eboli. Sesta giornata del campionato di Serie A di futsal. Tutto pronto? Si comincia con il primo possesso della Feldi Eboli. Mascherona ancora ben posizionato, chance per Misael. E lì c'è anche Ghi, pallone fuori, conclusione al volo. Di lato ed è un'ottima idea che porta al vantaggio del Mantova con il destro imparabile di Cabeza, 1-0. La sblocca la squadra di Milella con l'iniziativa di Cabeza su un'invenzione di Wilde. Conclusione, Casassa si oppone 2 volte anche alla ribattuta di Ghi. Calderolli a battere il corner, lob per il destro al volo, si salva il Mantova, ci incarica proprio Venanzio. Felippigno, Venanzio, un fulmine nell'angolino, una fiammata all'improvviso della Feldi, 1-1. Se l'è inventato questo gol la squadra di Antonelli. Finta Leleco, va Cabeza, in spaccata si oppone Di Stanio. Wilde, Leleco, Cabeza, girata e sinistro al volo di Cabeza, super gol, doppietta, 2-1. Gol davvero pivot di Cabeza, come si è girato. Controllo con il petto, mancino, bucato Di Stanio, torna avanti il Mantova. E attenzione a questa chance per il Mantova che trova il 3-1 in contropiede. La squadra di Milella si porta sul +2. Pallone sanguinoso perso dalla Feldi. Calderolli va al destro, Casassa, gran risposta su di lui Misael. Calderolli va via sul fondo, palla all'indietro, infilata sotto la traversa, 3-2. La Feldi è ancora viva con le proprie individualità, con i propri talenti, si porta a -1 grazie alla rete di Selusio e si ricomincia. Palla ancora fuori per la conclusione deviata che finisce alle spalle di Casassa. 3-3 ha segnato Felippigno, anche se la deviazione è stata nettissima e ha messo fuori causa Casassa. Per Caponigro con l'esterno, altra deviazione. 4-3, la ribaltata la Feldi che per la prima volta in questa partita è avanti. Rivediamo, lob, Caponigro e altro tocco. La ripartenza è per il Mantova, Mascherona, tocco per Donadoni, Di Stanio fa sentire su Caponigro, poi destro sul palo ma non è finita. A un passo dal 5-3 la Feldi con Selusio. Esce alla grande la Feldi che cestina in modo incredibile il 5-3. Siamo già dall'altra parte con Donadoni che pareggia la partita. Gol sbagliato, gol subito, si divora un'occasione irreale. La squadra di Antonelli punisce la formazione di Milella. 4-4. Wilde di prima, Cabeza controlla un pallone impossibile, lo offre a Wilde, si salva la Feldi in qualche modo. Più di 4 minuti al termine. In mezzo all'area Gattarelli non la controlla
ma arriva alle sue spalle Kenji. 5-4, di nuovo avanti la Feldi. Lo spunto di Selusio, Gattarelli non riesce né a calciare né a controllare. Alle sue spalle sbuca Kenji. Provano a farsi sentire i tifosi del Mantova. Gattarelli al volo, Casassa con il piede. Si muove Venanzio, servito proprio il numero 5 che la offre sul secondo palo a Felipigno. 6-4, hanno completamente disorientato la difesa del Mantova con due contromovimenti. Viene perso dai radar biancorossi Venanzio e poi da un cioccolatino da scartare a Felipigno non sbaglia. 6-4. Nessuno che si fa vedere al centro, si va da Leleco, Di Stanio, stavolta ha più tempo per prendere la mira e metterla in porta. 7-4, segna il portiere della Feldi. Partita chiusa al Pala Schweitzer. Ghi dalla distanza, Murato, e arriva la sirena al Pala Schweitzer. La Feldi rimane capolista e a punteggio pieno, infilando il quinto successo in altrettante gare di campionato, l'ottavo successo su 8 gare stagionali, considerando anche la Coppa Divisione. La squadra di Antonelli non vuole fermarsi, secondo capo di fila invece per il Mantova di Milella. Da Luca Pellegrini e dal Pala Schweitzer è veramente tutto, grazie per averci seguito.